C'è il sospetto della mucca pazza per la morte di un operaio avvenuta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'uomo, 46 anni, agricoltore di Palma di Montechiaro, è deceduto lunedì pomeriggio nel reparto di neurologia, dove è arrivato qualche settimana fa, dopo aver consultato vari specialisti che però non erano riusciti, a quanto pare, ad effettuare una diagnosi certa. Il quadro sintomatico del paziente avrebbe lasciato pochi dubbi al primario nisseno Michele Vecchio e alla sua equipe, per i quali la morte sarebbe da addebitare alla malattia di Jacob, sindrome neurodegenerativa rara che conduce ad una forma di demenza progressiva e dall'esito fatale. Negli anni 90 fu molto nota per la sua variante ancor più rara legata all'encefalopatia spongiforme bovina, soprattutto la cosiddetta sindrome della mucca pazza, ed è proprio per verificare se si tratta di quest'ultima variante che la salma dell'uomo è stata trasferita ieri mattina a Ragusa, e se fosse confermata la diagnosi si tratterebbe del secondo caso di paziente agrigentino morto per mucca pazza. Il primo in assoluto in Italia ebbe per vittima una ragazza di Menfi, 27 anni appena, morta il 6 gennaio del 2003 nell'ospedale Carlo Besta di Milano. Maria Letizia, questo è il nome della donna, era una bella ragazza dai capelli biondi, aveva un fidanzato e frequentava con profitto la facoltà di scienze dell'educazione all'Università di Palermo. L'ultimo esame l'aveva sostenuto qualche giorno dopo aver appreso della malattia. Una grande prova di coraggio e con un bel voto, 110. La sua malattia fu scoperta per dei disturbi motori nel 2002. Aveva preso il morbo tra Menfi e Palermo alcuni anni prima, sottolinearono i medici. L'incubazione è lenta, ma poi nel giro di 1 o 2 anni la malattia accelera. Lei fu il primo caso di decesso per mucca pazza in Italia, poi ne seguirono altri, una donna di Livorno e l'altra di Trapani, e adesso anche quello di cui sarebbe vittima l'agricoltore di Palma di Montechiaro.